Allora, siccome di fatto, ed è realistico, la Spagna per esempio ci ha superato e ha fatto dei passi avanti importanti, supportata dalla politica, eccetera, ma noi non possiamo essere da meno, secondo me, c'è questo problema che va risolto. Sempre dall'indagine che è stata condotta in questo periodo e da alcuni esperti che sono stati interpellati, emerge che uno dei problemi dell'Italia sono i prezzi alti, la poca cultura dell'ospitalità e una serie di situazioni, appunto, molto probabilmente questa poca connessione, poco riuscire a creare, fare sistema, dare un'offerta integrata, il fatto che comunque il turista da noi debba comunque metterci la testa per riuscire a organizzarsi qualche cosa. Quindi per un certo tipo di turista che esiste, che è molto benestante, però forse anche molto pigro, noi non siamo il Bengodi cosiddetto, cioè abbiamo dei problemi. Allora, Anthony, restando sempre nel settore turismo, poi affronteremo anche il commercio, che comunque tanto sono collegati, poi il Presidente la butta anche a loro. Che cosa obiettate a questo aspetto? Perché di fatto c'è stato un calo, i dati, quelli li partono addirittura, l'indagine parte dal 1950, però a livello mondiale l'Italia è crollata, cioè ha tenuto sempre, però Beh, sembra essere crollata. Vuole potremmo parlare dire, lei? Che dopo... sì, beh, potremmo dire una cattiveria, cioè sarebbe facile dire eravamo primi quando la politica non si interessava del turismo e adesso che la politica si interessa del turismo siamo quinti, ma non voglio dire questo. Non voglio dire questo, i tempi sono cambiati, le esigenze sono cambiate, come ha detto prima l'amico Sommariva, c'è maggiore concorrenza, eccetera, però per battere la concorrenza non serve solo la professionalità e posso assicurarle che la professionalità degli operatori turistici italiani non è alta, è altissima. È altissima, non abbiamo paura assolutamente della Spagna piuttosto che della Francia o dell'Inghilterra o degli Stati Uniti d'America, anzi la testimonianza che i nostri ragazzi vanno all'estero li richiedono proprio perché sono professionalmente molto preparati. Il problema invece è un altro, è che questi che sono professionalmente molto preparati stanno andando all'estero perché guadagnano di più, sono pagati meglio. Nonostante noi siamo tanto cari, Costano bravo. meno, ma sono pagati Cioè, meglio. e nonostante da noi Costano veniamo meno e sono tacciati... pagati meglio. Io ricevo nella mia azienda mediamente 10-15 domande di lavoro ogni Azienda del giorno, settore del turistico, quindi settore alberghiero. turismo, ristoranti, alberghi, Sì. mediamente sono dai 10 ai 15 curriculum che arrivano Ogni... ogni giorno. Mamma mia. Ebbene, io non ne ho portati, ma quando uno mi dice sono un elettrotecnico e voglio fare il cameriere, il segretario, l'aiuto cuoco, l'aiuto pizzaiolo e il lavapiatti, Paretto. cioè significa che per lui entrare nel mondo del turismo è l'ultima spiaggia, cioè ci considera i paria ma è la scuola, è la società che l'ha indirizzato in questa maniera e sono le amministrazioni che non hanno sufficientemente fatto capire a tutti che il mondo del turismo è un mondo importante dove bisogna prepararsi professionalmente per poter entrare e per poter emergere. Perché le persone che entrano, che hanno capito questa cosa, vanno all'estero perché prendono più soldi, Sì, infatti. costano meno e prendono più soldi. Quindi, ancora una volta, le amministrazioni, in questo caso le scuole, dovrebbero insegnare ai ragazzi che fare turismo, fare il cuoco o fare il pizzaiolo o il cameriere non è degradante. Fare il cameriere, servire la gente è un segno di nobiltà, è importante, bisogna conoscere le lingue, bisogna sapere come si fa un servizio alla francese piuttosto che... Cioè, adesso non voglio Ma entrare che nei cos'è che... Sì, tecnicismi, sì. ma voglio dire, allora diventa ulteriormente difficile. Ecco quindi la Confcommercio che attraverso gli enti bilaterali, attraverso tutta una serie di sistemi, cerca di creare professionalità
da quei ragazzi che magari sono espulsi da altri campi del lavoro e non trovano. Ma allora secondo lei è un problema anche del nostro sistema paese dal punto di vista dell'offerta? Cioè noi non siamo, cioè quando l'indagine dice che non abbiamo la cultura dell'ospitalità. No, non è Ecco, corretto questo. dire, No, secondo me non è corretto, a meno che per ospitalità non intenda i trasporti pubblici, i treni. Questo fa allora, perché i qua, musei chiusi. perché guarda, io non riesco a capire una cosa, ad esempio ormai il treno lo prendo spesse volte per andare a Roma. Non riesco a capire perché le divise dei controllori piuttosto che dei camerieri che ti servono il caffè al mattino, eccetera, sono o troppo grandi o troppo strette. Non lo so, ma sì, nel mondo della moda. Ma i miei collaboratori hanno la giacca messa a puntino, fatta su misura, hanno il loro vestito, il loro chapeau, la cravatta messa bene, eccetera. Questi qua arrivano con la barba lunga, eccetera. Allora forse stiamo parlando di questo, stiamo parlando dei servizi pubblici. Sarà questo perché io non, oppure non so, sui musei, quando chiedi a un custode e questo ti guarda e gli dice ma non so come può dire, ma dove mi trovo? Come dove ti trovi? Sei sul museo, dovresti sapere qual è quel quadro, dovresti aiutarmi, no, a capire, no, io sono qua. Cioè, allora queste sono le cose, allora i musei forse dovrebbero, un invito a Franceschini, più che chiedere i soldi degli sponsor, dovrebbe affidare i musei a delle entità private che possano portare reddito, sempre all'interno di regole, all'interno di tutto quello che si vuole, in maniera che non diventi un fatto speculativo, però insomma produrre ricchezza credo sia... Sì, però, e anche sui prezzi sì. Va chiarito qualche cosa. Bravissimo, perché ecco, c'è infatti questa il caffè dappertutto. Diciamo, una bottiglia di vino a Parigi o a Lione costa più di una bottiglia di vino a Venezia. Sì. Ma anche un caffè. Un caffè, basta andare in Austria, costa più che in Friuli. 2,20 €, 2,30 € un caffè. Non solo, una camera d'albergo. Sa cos'è? Queste indagini che facevamo anche noi sono necessariamente generiche, no? Si chiede una valutazione così a caldo al turista. In effetti forse un motivo vero che viene fuori da questa indagine è il seguente: oggi il turismo nel mondo e anche in Italia si sta polarizzando verso due estremi, verso quelli che si aspettano molto e vogliono spendere molto e quelli che si aspettano delle cose e vogliono spendere poco. Non c'è più il ceto medio dell'offerta, come non c'è più nella società il ceto medio. Quella fascia di mezzo, quella pancia, su cui il turismo italiano ha campato ed è cresciuto per molti anni, nel quale c'era un po' di tutto. Allora il prezzo non è in assoluto alto o in assoluto basso, è alto o basso rispetto alle aspettative che uno si crea. Per cui un caffè in Piazza San Marco, io lo pago volentieri 2,50 €. Non lo pago certo a Mestre 2,50 €, non lo voglio pagare. Ecco, allora questa fascia intermedia di offerta, che all'interno della quale qualcuno nei 7 anni, come diceva il Presidente, ha imparato ad acquisire la capacità competitiva, altri ancora non hanno avuto il tempo o la forza di impararlo e ci può essere qualche disfunzione. Ma se io ho seguito altre indagini negli anni passati, noi non siamo perdenti in termini di prezzo con paesi comparabili. In Europa non siamo assolutamente quelli più cari. No, io credo che sia un'altra questione, anche un po' leggendo questa indagine che è stata presentata al Presidente Napolitano da Violante, poi peraltro è stata condotta nei vari aspetti che analizzava, e anche altre analoghe che mi piaceva guardare. È giusto, è che, sì, perché proprio per capire, eccetera, e pensando alle esperienze fatte all'estero, eccetera. È vero, in Francia, a Vienna costa di più. È che il problema è che cosa ti viene correlato al caffè da 2 €, cioè tu ti accomodi sul tavolino, tutto quanto una serie di servizi, di alambicchi, eccetera, vari. Molte volte lasciamo stare le eccezioni, dove c'è la stupenda struttura che ti dà il massimo, eccetera, però normalmente ti trovi in un bar con la slot machine vicino, con tutto il rispetto per le slot machine, però insomma, oddio, con sì o no un giornale buttato là, rattrappito, stretto in un collo, e devi pagare il caffè, quella cifra lì, al banco, te lo porti via, cioè
Sono situazioni che paghi non ti danno un euro. Paghi un carico. euro, però. Paghi un euro. Avviene anche con senza giornale paghi un euro e mezzo. Sì, Sì, no, beh, dove i servizi non ci sono, in sono Austria sulle fatiscenti. autostrade un caffè non costa meno di 2 euro. Sì, sì. No, Sulle ma infatti, autostrade, però non stiamo si- parlando sulle autostrade, Sì, sì. senza considerare che in Austria tu arrivi e se arrivi con la macchina, come in Slovenia, come in Croazia, eccetera, paghi per entrare. Cioè, Ma forse i connessi servizi, cioè una struttura alberghiera. La complessità dei servizi. Esatto, Dicevamo, cioè la l'esperienza, complessità la giornata di un turista, non di quello che sta in spiaggia, ma anche quello cambia. La giornata di un turista è vivacissima, ha un mucchio di occasioni di esperienza, si imbatte in un mucchio di offerte diverse, culturali, enogastronomiche, di divertimento, e nell'insieme forse gli può rimanere una percezione, ma non di vacanza cara. Certo, una vacanza, una settimana in una località climatica a Dubai costa meno di una settimana bianca a Cortina. non vi ombra di dubbio. Non c'è dubbio, ma anche meno di una Ma settimana anche- ma a St. anche- Moritz, ma- meno di una settimana sulle Alpi, ma insomma. noi abbiamo- Ma parliamo di Venezia, allora scusi. Esatto. Un turista di Jesolo che vuol passare una giornata a Venezia, prende la motonave oppure prende la macchina, arriva in Piazzale Roma, va al garage comunale, ci vogliono 25 euro per parcheggiare la macchina. Sì. Dopodiché, e sono in 4, dopodiché A prendere l'autostrada. va a prendere, no ma lasciamo perdere l'autostrada, dopodiché va a prendere il vaporino, sono in 4, un biglietto di solo andata, 7,50 euro, sono altri 30 euro. Dopodiché il bambino, o la mamma o il papà, ha dei bisogni fisiologici, 1,50 euro nei bagni comunali, oppure va a prendere un caffè e con 1 euro va anche al bagno. 1,20 €. Oppure entra in un caffè e pretende di avere il servizio igienico gratuito, mettendosi a sbraitare come fanno tanti, che no, è giusto che io abbia il bagno. Cioè è evidente che loro una famiglia normale, 25 euro da una parte, 30 euro quest'altra fa 55, 60 e 6 euro per i bisogni, non ha ancora consumato un cono gelato, ha già speso Quindi 100 euro. anche una bottiglietta d'acqua, che 100 euro. sono tanti Sì, ma oggettivamente. stiamo parlando, scusi, di servizi pubblici. Non stiamo parlando di servizi di hotellerie o servizi di somministrazione di alimenti e bevande, perché io le ricordo che a Venezia, come nella provincia di Venezia, ma come anche a Verona, eccetera, con i buoni pasto uno mangia con 10 euro, primo, secondo, col contorno, servito al cameriere, pane. Cioè, non so, è molto? È troppo? Fortuna che ha il buono pasto da 10 euro, caspita. Ma se lei va in un qualsiasi self-service, un self-service, insomma non voglio fare il nome, ma un turista spende mediamente 10-12 euro, cioè non è molto, non è molto. Poi se uno vuole andare a mangiare la pizza, vuole andare all'Aris Bar piuttosto che dall'amico No, ma io per carità non è evidente entro. ci avranno 100 euro, 200 euro per mangiare, ma insomma sono casi, insomma, No, mediamente... quello che noto è il dato di fatto reale, che a fronte di una situazione andremo ad affrontare di tassazione molto elevata, sotto tutti i profili, a fronte di una crisi anche occupazionale, voi stessi non aveste tanti curriculum se non ci fosse disoccupazione. Non c'è quello dubbio. Ecco, tutta una serie di situazioni, noi stiamo perdendo una massa di potenziali turisti anche, perché poi l'italiano per antonomasia era quello che lo trovavi dappertutto, cioè l'italiano era ovunque, ma se voi andate all'estero in certi paesi, anche del terzo mondo, lamentano la crisi dell'Italia, perché non hanno più gli italiani che sono i grandi spendaccioni, vero, attenzione, e stiamo perdendo questa potenzialità straordinaria, perché poveretto l'italiano medio, cioè dico l'italiano medio, che era quello che si muoveva, faceva, brigava, ormai non si può più permettere. Ma la soluzione, mi scusi se li interrompo, la soluzione l'ha detta prima l'amico Somariva: se le risorse vengono date a quei settori che delocalizzano
E allora là c'è un problema strutturale. Le felicitazioni vengono date a chi prende i guadagni e li porta all'estero, è evidente, o chi delocalizza, quindi lascia a casa la gente e assume l'ungherese, il cecoslovacco, il cinese o quello che è. Cioè è evidente che impoverisce il territorio. Allora, il terziario diffuso invece è un settore che ha necessità di avere delle risorse per poter ingrandire, abbellire, modernizzare, creare professioni, creare lavoro, e la ricchezza rimane nel territorio. Certo, ma allora Anthony... C'è una cosa, adesso proprio mentre parlavano, c'è proprio un concetto che deve cambiare. E io mi sono un po' stufato, adesso non so se sarà d'accordo Eliso Mariva, il Presidente, ma io mi sono un po' stufato di sentire dire che il turismo è la prima industria. No, il turismo è il patrimonio del Paese. Quando parlo di dovrebbe patrimonio, essere la prima. no, è il patrimonio del Paese. Il turismo, l'ospitalità è il Paese e come tale va difeso a tutti i livelli, certo. Così come si difende un paese dagli attacchi esterni, così lo si deve difendere in termini di competitività, così lo si deve difendere con una politica internazionale coerente del turismo italiano all'estero. E anche queste ricerche si sente che sentono l'approccio industriale di prodotto. Non è possibile fare una ricerca di questo tipo, perché, ripeto, il turismo non è, non so, dovremmo trovare un altro termine al posto di turismo, non lo so, lo cercheremo, ma non è industria. E questo messaggio purtroppo anche nei nostri politici, no? Questo definirlo la prima industria, inevitabilmente li fa cadere sempre nella casella del manifatturiero. E quindi non gli passa nemmeno per la mente di fare delle politiche di valorizzazione del patrimonio, perché il turismo è patrimonio dello Stato, è patrimonio dei cittadini e come tale deve essere destinatario di politiche mirate. No, ma la cosa sconvolgente, mi capita spesso di discutere di questo aspetto, che noi non ci rendiamo conto, che se noi ci chiamassimo Birmania, per fare un esempio, cioè noi fremeremmo addirittura dalla gioia dell'indotto turistico che abbiamo, perché, ho fatto l'esempio della Birmania, è venuto in mente adesso, perché quando fino a un tot di tempo fa godeva di questo turismo, ha fatto arricchire molte persone che hanno potuto approfittarne, poi c'è stato un problema economico, però tante realtà si sono arricchite. Io qua vedevo che l'analisi che ha fatto la Regione Veneto, 15.984.972 i turisti che dal resto d'Italia che vengono in Veneto, quindi abbiamo dei numeri di tutto rispetto. Siamo la prima regione d'Italia. Assolutamente, cala però dell'1,3% il numero di visitatori provenienti dal resto d'Italia. E cosa ha fatto la regione? Tutta la regione. Ma cosa ha fatto allora la regione Veneto? Siccome noi siamo i primi, cosa ha fatto? Ha tolto i finanziamenti per le aziende di promozione turismo, per i consorzi turistici, ha tolto i finanziamenti. Siccome siamo i primi, non abbiamo bisogno di soldi, quindi quando uno viene a Venezia e ha bisogno di un'informazione trova Venezia, a Jesolo, a Caorle, a Belluno, eccetera, non trova gli uffici chiusi perché non ci sono più soldi. Questo significa non comunicare la ricchezza che abbiamo sia a coloro che vengono che soprattutto a quelli che dovranno venire. Quindi... Ecco, però l'altro problema che crea un'altra questione da affrontare è la marginalità problematica del turismo che sta diminuendo. È molto la marginalità, questo è un problema grosso perché vuol dire reinvestire e quindi siccome la tassa di soggiorno non è una tassa di scopo, vuol dire reinvestire, basse marginalità e una permanenza molto ridotta, quindi le presenze, gli arrivi, ma le presenze sono diminuite. Ma questo è un fenomeno mondiale. Cioè si tendono a concentrare le vacanze in periodi più brevi, ce lo aspettavamo. Non è una crisi del nostro paese, succede così in Austria, succede così in Francia, la gente magari va più frequentemente, fa un turismo diverso, non va solo in spiaggia, per cui la politica del turismo anche della Regione Veneto deve essere di massima integrazione del turismo di spiaggia col turismo dell'entroterra, magari quello gastronomico, così pure la montagna, cioè sono sistemi territoriali ampi che devono far deambulare, è una parola brutta insomma, far girare il turista in un territorio più ampio. Non esiste più una località turistica che fa da destinazione. Tenga presente che, perché bisogna anche capire da dove veniamo, 50 anni fa
quindi non moltissimo. No, ma infatti tempo l'indagine fa. parte da 50 anni fa. 50 anni fa tenga presente che gli alberghi di Venezia a settembre chiudevano. Sì, infatti è verissimo. Gli alberghi di Venezia erano stagionali. Però la gente ci stava 50 un mese dentro, cioè, Prego? ci stava un mese dentro in albergo. Sì, ma i nostri clienti allora, i clienti di Venezia erano i milanesi, i bresciani, non erano gli americani, gli inglesi, i francesi, No, infatti assolutamente. abbiamo L'aeroporto Marco Polo di Tessera chiudeva. Il volo con Parigi è stato conquistato grazie torno sempre là, non ai politici, un gruppo di operatori turistici intelligenti, illuminati, è andato all'Air France e gli ha detto: se voi quest'anno mantenete un volo settimanale anche d'inverno, noi vi regaliamo 100 bed nights, cioè 100 stanze, e così è stato. E così il volo, la tratta Parigi-Venezia si è aperta anche d'inverno, perché dei privati sono andati all'Air France e hanno fatto questo tipo di business. Adesso voglio ricordarle che i treni, per capirci, Vienna-Venezia, non esiste più un treno diretto. Esattamente. Sì, ma è verissimo questo. Ma allora è troppo facile dire no, ma perché gli operatori non fanno le migliorie, non così, no, ma non è vero, non è questa, è che gli amministratori devono parlare con gli operatori, con le associazioni di categoria, devono capire che sono degli interlocutori importanti, degli interlocutori che non guardano solo gli interessi propri, ma guardano l'interesse della categoria e quindi della società, perché la ricchezza che produciamo rimane qua, non la delocalizziamo, rimane qui sul territorio, e parlando con noi devono capire, a prescindere dalle parrocchie e dai partiti, perché purtroppo ancora una volta qua se uno di destra, uno di sinistra, uno di centro, uno verde, uno rosso, uno bianco, però dopo le ricchezze così non si creano, si creano solo delle clientele, e le clientele ci portano dove adesso leggiamo nei giornali cosa succede con le clientele. Un attimo solo, torniamo anche nel merito specifico di questo. Andiamo rapidissimi, pochi secondi in pubblicità, poi ritorniamo insieme.